Buongiorno a tutti, da Napoli dell'87. Come si fa a non essere incazzati per la partita di ieri sera? 3 gol gli abbiamo regalati al Sassuolo, 3. Partiamo dall'autorete di Maksimovic sulla punizione di Berardi, il calcio di rigore di Isai. Come fa Isai ad andare così scordinato sul giocatore del Sassuolo? Come fa? Ma come fa? Come fa? E poi il terzo, ragazzi, io impazzisco, il terzo, 3 minuti di recupero ci hanno dato e siamo stati cazzo di gestire 3 minuti dopo che Sassuolo ci ha preso a pallonate, perché Sassuolo ci ha preso a pallonate all'ultimo prendendo un palo in una traversa e noi abbiamo avuto la fortuna di ritrovarci avanti nel risultato. Non abbiamo saputo gestire 3 minuti per colpa di Bakayoko. Per colpa di Bakayoko. E Buia, ho difendito ancora e decide che chi è un grande giocatore. Buia, ho difendito ancora, Buia. No, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Avrei chi su cazzo e Bakayoko in campo. Non ce la faccio più. In un modo o un altro, Gattuso lo deve mettere in campo a Bakayoko. Non ci stanno cazzo. In un modo o un altro deve giocare. Perché deve essere riscattato per 30 milioni, perché l'ha preso Gattuso, ha da giocare stu Bakayoko. Tante lunghe e tante sceme, lo dico sempre. Ma dove vogliamo andare con questi giocatori, ragazzi? Dove? Che Bakayoko non è nemmeno a scarpette all'anno. All'anno mordeva le caviglie per tutte le partite. Ma ve lo ricordate all'anno che come perdeva palla, muzzicava o rincorreva fino alla difesa sua per recuperare il pallone. Bakayoko rimane fermo quando perde la palla. Ma ditelo ancora che è forte Bakayoko, ma raccomando, ditelo ancora, porca puttana. Ma che è forte? Ma quanto è forte sto Bakayoko? Anche Gargano era meglio di Bakayoko, porca puttana, porca. Hanno pareggiato una partita vinta. Gli ultimi 30 secondi perché Bakayoko non sa tenere un pallone, oppure non sa buttare innanzi, oppure non sa, una volta che ha perso il pallone non sa mettere fallo, non sa fare uno sfaccimento un cazzo, non sa fare niente sto giocatore. Che poi quando se n'è andato palla al piede verso l'area avversaria nemmeno in velocità è saputo andare con il pallone, si è aiutato fuori, si è trascinato fuori. Ma vi rendete conto? Non sa giocare a pallone, chi si può giocare a basket per quanto gli altri. Il pallone non è cosa sua, non è arte sua. E poi una volta che gioca buono di Lorenzo, tutta la difesa fa schifo, tutti. Manolas non ne parliamo proprio, abbiamo acquistato a Manolas. Sembrava che aveva acquistato a Gesù Cristo. Invece Natupac, Lobotka, Bakayoko, Isai, Maksimovic, gli vengono tutto a fanculo, tutto quanto. Isai e Maksimovic che ancora giocano in Napoli. Questi qui farebbero le riserve anche nella Fiorentina, che è in bassa classifica. Alla ragione Insigne che siamo una squadra e merda, perché lo siamo, se non sai gestire nemmeno 3 minuti di partita. Cazzo, è l'unico che si è fatto un mazzo tanto ieri sera Insigne e c'è gente che lo critica ancora. C'è gente che critica ancora un capitano, c'è gente che critica ancora Insigne e i nostri 4 scarpari che giocano, Isai, Maksimovic, Bakayoko che difendono ancora la famocca a chi è morto, ma io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, che squadra di merda che siamo, ma veramente lo dico pure io, perché non siamo all'altezza per competere per la Champions League e l'Europa League, non lo meritiamo nemmeno e ieri sera meritavamo di perdere. E nonostante ciò siamo riusciti a ribaltarla la partita grazie al capitano che segna un rigore decisivo e fa un assist per Di Lorenzo. E che fa? Che fanno che li due scemi? Prima Bakayoko e poi Manolas, che Manolas non ne parliamo proprio, a posto di supporto difensore, portarlo fuori dall'area alla bandierina, a Rucazziè, più possibile fuori dall'area, porta all'interno dell'area, lo fa tagliare e lo mette un fallo. Proprio mongoloide. Ma che cazzo, Amaro? Neanche io sapevo che non lo dovevo portare all'interno dell'area. Ma che cazzo, un pareggio, mi chiamo un coppo pesce, un pareggio. Che ci faccio con pareggio, con Sassuolo? Un pareggio, tu te ne vai in Champions League,
Mentre la Juve vince, quell'altra vince, l'Atalanta guarda a te, hai capito? L'Atalanta sta a guardare a te che hai pareggiato. L'Atalanta fa la sua partita e la vince. Tu fai schifo, l'Atalanta gioca a calcio. Noi facciamo schifo. Che sia la verità? Che sia la verità? Basta, voglio una mattinata di merda. Ma ci pure a fatica. Che mi sfugate in questa maniera ha gittato sangue. Perché io lo amo il Napoli a differenza di quelli lì che scendono in campo. L'unica insigne. Noi dobbiamo ripartire da giocatori come Meret. Perché ieri Santo Meret c'è stato un'altra volta. Di Lorenzo, Demme, Zelischi e Insigne. E Insigne. Questi sono i giocatori da ripartire. Lozano che ora non c'è. Perché anche Lozano quando c'è ci mette del suo. E Politano. Basta, questo se ne pone tutto quanto. Perché pure Fabio Ruiz quando gioca mi sembra a Moviolo, mi sembra. Quanto cazzo è lento. Ma porca puttana, porca. Buona giornata a tutti amici. Da Napoli 87 e al di là del risultato come sempre voglio forza Napoli.